Allora, eccoci qua, ospedale di comunità, vediamo subito la slide, poi ci sono tantissime casistiche di cui affronteremo nelle prossime puntate. Sì. Allora, slide subito, struttura sanitaria di ricovero breve, massimo 30 giorni, ha una funzione intermedia tra domicilio e ricovero ospedaliero. Benissimo. Perfetto, di questa cosa ne abbiamo già parlato, vi ricordate? E questa sarebbe vitale, esatto. Questo ospedale di comunità che chiamavamo struttura intermedia è nata di fatto con due piani sociosanitari fa e queste già ce ne sono e vanno naturalmente implementate. Certamente che qui vengono stabilite appunto gli standard e quindi una ogni 100.000 abitanti, ogni struttura 20 posti letto. Vediamo la slide successiva, infatti. Ogni struttura di 20 posti letto, eccola qua, 20 posti letto. In modo che possano diciamo che va tenuto conto anche il rapporto, quindi 0,4 posti letto per 1000 abitanti. Chiaro. In Veneto, quando si arriva, vedete che c'è scritto, quando si arriverà a regime dovranno esserci 1948 posti letto in tutto il Veneto. Vedete, qui cominciamo ad avere una struttura che è una struttura simile ospedaliera, no? Certo. Non proprio ospedaliera, perché comunque sta dentro il distretto, però vedete di quanto personale c'è bisogno qui. Assolutamente, ecco. sì. E qui insomma è una risposta anche qua. Le strutture intermedie sono fondamentali, l'ospedale di comunità è fondamentale perché nel caso che dicevamo prima viene dimesso dall'ospedale, invece che andare a domicilio, se non ci sono le situazioni, se le persone che se ne devono occupare non sono in grado di farlo perché non ci riescono. Ma perché il paziente è fragile poi tra l'altro. E perché è gente fragile, hai bisogno di un periodo di, chiamiamolo simil convalescenza, l'ospedale di comunità. Ma nell'ospedale di comunità, chiedo, è previsto infermieri eccetera, però non c'è scritto riabilitazione. No, allora è previsto, ci sono anche, vedi, ci sono anche 1 o 2 unità di altro personale con funzioni riabilitative. Perfetto, questo è importantissimo. Leggiamo questo messaggio criptico perché c'è la sottolineatura. Allora, le farmacie hanno qualche funzione in questa organizzazione? Sì. Queste case della salute funzioneranno come le UTAP? Sì. Ci interfacceremo con un medico o una segreteria? Allora, rispondo velocemente, poi vediamo. Le farmacie rientrano, ci sono anche queste. La casa di comunità supera le UTAP. Okay. È il vecchio modello UTAP un po', insomma, siamo partiti da lì un po', UTAP, medicina di gruppo integrata, superano, ampliano. E l'ultima cosa? E le farmacie se entrano in questo? Le farmacie, ma c'era una terza cosa. Ah no, con chi ci interfacceremo? Beh, nella casa di comunità con tutti, perché nella casa di comunità, oltre al medico di medicina generale, oltre all'infermiere, è previsto anche personale amministrativo. Chiaro, quindi ci sarà chi potrebbe... È proprio, come dire, dovrà diventare, così come è scritto, il nostro punto di riferimento per tutti i problemi legati alla nostra salute. Chiaro. Situazione estrema. No, chiaro, situazione estrema, rete delle cure palliative, vediamo l'altra slide. Rete delle cure palliative, qua importante anche questo, una unità di cure palliative domiciliari, sapete no cosa sono le cure palliative? Insomma, estrema ratio praticamente. Ecco, quando l'esito è infausto e tu accompagni, no? Quindi unità di cure palliative domiciliari proprio anche per garantire che le persone facciano le loro scelte personali, no? Può esserci, ci sono delle persone che dicono insomma, vorrei restare a casa il più possibile e questo sono un supporto naturalmente alla persona, ma soprattutto alla famiglia. Anche qua almeno una ogni 100.000 abitanti. E poi gli hospice. Certo. Gli hospice ci sono anche adesso, vengono riconfermati 8-10 posti letto ogni 100.000 abitanti. Consultorio familiare. Questa è una storia antica. Le donne di sicuro sanno di che cosa sto parlando, non ho bisogno di spiegarlo. L'abbiamo molto voluto, io e la mia generazione abbiamo molto lottato, molto lavorato per i consultori, li abbiamo voluti, li abbiamo difesi, insomma, sono stati nel tempo, sono stati anche modificati, chiusi, ridotti, questo non va bene. Il fatto che qui troviamo uno ogni 20.000 abitanti. Importantissima questa cosa, anche qua dentro al distretto. Va bene, okay? Quindi... cioè dentro a quell'ambito di 100.000 abitanti sempre. Dipartimenti di prevenzione, beh, insomma questi li conoscete, ci sono anche adesso, vengono riconfermati e naturalmente, insomma, cosa sto dicendo? Certo che vengono riconfermati, ma uno ogni 500.000 abitanti.
Okay? Un Ecco. attimo solo che leggo il messaggio, sennò, da fine febbraio attendo ADI per prelievo sanguigno a scopo di analisi per un invalido anziano, Sì. ancora non si vede nessuno. Sì, capisco, è possibile e non va bene, ovviamente, non va bene, per questo dico... Ben venga una riforma del genere. Una riforma del genere e dopo diciamo dove sono le criticità comunque. Lo diremo velocissimamente perché arriviamo al dipartimento. La telemedicina ha avuto un grande, come dire, un lancio durante la pandemia. Chiaro. Ci hanno aiutato i sistemi, no? Abbiamo imparato tutti, anche gli anziani. Slide della telemedicina, mettiamolo subito, quindi Dipartimento di Prevenzione, abbiamo visto 500.000 abitanti, promuove le azioni per individuare e rimuovere le cause di nocività e malattie di origine ambientale, vabbè, prevenzione. Sì, insomma, ecco. La telemedicina, ecco, naturalmente che cosa significa questo? Beh, significa digitalizzazione di tutti i servizi, vero? Qui dietro c'è anche questa innovazione qua e ci sono anche qua delle risorse perché naturalmente per riuscire e anche qua qui addirittura abbiamo i servizi che entrano direttamente nelle case. Ci sono anche durante la pandemia ci sono state anche delle visite, diciamo, delle prestazioni, certo, sì, sono stati presentati anche di progetti, no, per il controllo cardiologico, per il controllo, ecco, progetti. Qui a Padova c'è anche un progetto molto importante, un progetto, l'ULS 6 ha partecipato a un progetto nazionale per il controllo degli stomizzati. Guardate che essere a casa, avere un dubbio, potersi mettere, fare una videoconferenza con un infermiere che guarda, che vede, c'è una telecamera, vede che cos'hai, insomma è importante. Quindi farmacie convenzionate a servizio sanitario. E qua va bene, diventano presidi di prossimità e assicurano naturalmente anche qua la dispensazione dei farmaci e sono ma l'abbiamo anche visto, insomma. Cioè, assolutamente. Le criticità. Abbiamo fatto una carrellata, spero di quello che aver dato il riforma. senso. Le criticità. Beh, intanto... Vediamo l'ultima slide che così le riassume. Ecco, intanto vorremmo un po' capire meglio il rapporto dentro le case di comunità, gli standard tra la casa di comunità, quella hub, quella che vi dicevo aperta 24, e quell'altra invece, quella SPOC, quella più che dà meno, insomma. No, ecco, capire meglio quali sono gli standard perché non li abbiamo chiari. Poi naturalmente... Qui abbiamo la scelta della collocazione delle case delle comunità e degli ospedali di comunità, tenendo conto dei distretti. Perché, e faccio l'esempio sempre di Padova, perché siamo in questo territorio. Una volta le 3 ex ULS della provincia di Padova avevano in tutto, le 3 ex ULS, 9 distretti, perché ce n'erano 2 nell'alta, 2 nella bassa, 4, 5 nel centro, ok? Quindi erano 9, no, 9 e corrispondevano 1 a 100.000 abitanti più o meno, no? Adesso invece non sarà così, bisogna vedere adesso ce ne sono 5, perché la riforma del 2016, no? La riforma la nascita dell'azienda zero, ma lasciamo restare, la riforma delle ULS ha portato a 5 distretti. Qua bisognerà tornare indietro, cioè e quindi vedere come, in che termini. Perché il distretto 100.000 abitanti mi cambia un po'. L'ULSS potrà restare anche una sola, ma è fondamentale che vengano rispettati questi standard. Questo è la cosa. L'altra cosa va detto che la Regione ha già scelto, insomma. Certo. L'ultima cosa. Io devo chiudere assolutamente. Sì, chiudiamo con una grande preoccupazione, perché come vi ho detto, le strutture camminano sulle gambe degli uomini. Oggi gli uomini... Operatori sociosanitari non ci sono, ce ne sono pochi. E quindi il PNR finanzia gli edifici ma non finanzia sostanzialmente il personale. Ecco, e questa è la grande scommessa. Però noi non dobbiamo, io penso che noi non dobbiamo demordere. Quando dico noi, dico tutti noi. Chiaro, assolutamente. Io devo chiudere perché... cittadini, insomma noi dobbiamo pretendere, perché questo è un modello che finalmente ci dà le risposte giuste ai bisogni giusti e non abbandona le famiglie e le persone, soprattutto i più fragili, i più anziani. Gino Ferraresso, non ci siamo dimenticati di lei assolutamente, però il tempo a nostra disposizione non ci consente di fare le conclusioni che volevamo fare. Una battuta di chiusura di 2 secondi perché io sono fuori tempo massimo. Ma il Covid ci ha insegnato che se abbiamo dei servizi territoriali che funzionano possiamo rispondere al meglio non solo alla pandemia
ma anche ai servizi sanitari e sociosanitari. Questa riforma va in questa direzione. Perfetto, allora quindi auspichiamo che possa funzionare, i sindacati faranno presidio naturalmente perché venga attuata nel migliore dei modi, è fondamentale per tutti. Grazie di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori di aver comunque partecipato con i vostri messaggi. Se avete curiosità di capirci meglio qualche cosa, riguardate in replica la puntata che comunque ci dà un grossissimo piano globale di tutto quello che dovrà essere attuato. Buon proseguimento, a presto. Grazie a tutti.